Buongiorno ai titoli. Caldo record, oggi allerta rossa a Palermo, Catania e Messina per un fine settimana che si annuncia torrido. L'estate più calda da 62 anni, a rischio anziani e persone fragili, che trasforma l'assistenza in un'emergenza. A Palermo la bambina morta per difterite, oggi l'autopsia, indagati oltre ai genitori anche i medici che hanno avuto in cura Maria Rosa, in aumento del 60% le dosi somministrate. Le indagini sulla morte di Noemi, la donna trovata impiccata a riposto, indagato per omicidio un uomo sposato con 2 figli. A Sicilia 24 dice: ogni volta che veniva mi creava problemi a casa. La famiglia della vittima chiede giustizia. Al cimitero di Marsala trovate ossa umane dentro un bidone della spazzatura, aperta un'inchiesta. A Messina, crollo di Pistunina, il sopralluogo dei periti della Procura nei laboratori dei carabinieri dei RIS, gli esami sui resti ossei recuperati tra le macerie per capire se appartengono ai 2 dispersi. Il tour in bici di Giovanotti fa tappa a Palermo, dove domani e domenica ci sarà il concertone all'ippodromo. Calcio, Fabrizio Caligara in mediana, il Catania rinnova il centrocampo. Rolfini vicino alla cessione, rossazzurri domani sera in campo a Monopoli. A Palermo presentato il neoportiere Mattia Perin, ha scelto i rosanero sin da subito, una piazza davvero importante, dice. Domenica all'esordio ad Arezzo. Buongiorno, benvenute e benvenuti. E dunque in primo piano nel nostro telegiornale il caldo record che si sta registrando in questi giorni in tutta la Sicilia, e oggi è un bollino rosso a Palermo, Catania e Messina per un fine settimana che si annuncia torrido. L'estate infatti più calda da 62 anni, una situazione che mette a dura prova anziani e persone fragili e trasforma l'assistenza in un'emergenza quotidiana. Tonino De Mana. È forse il venerdì più rovente di questa torrida estate. Il caldo intenso non intende abbandonare la Sicilia e la nuova ondata africana, con un'elevata concentrazione di pulviscolo atmosferico di origine sahariana, porta l'isola verso un altro fine settimana di temperature estreme. È la quinta ondata di calore dell'estate che vedrà il picco tra oggi e domani. Allerta rossa a Palermo, Catania e Messina, dove le temperature percepite andranno da 39 a 42 gradi e vacilla il record di Custonaci nel Trapanese, con il termometro che ieri intorno a mezzogiorno ha toccato 41,1. Allerta rossa anche per gli incendi nelle province di Palermo, Enna e Caltanissetta. È un'estate eccezionale soprattutto a Palermo, dove dal 1 giugno la temperatura media tra notte e giorno è stata quasi di 28 gradi, il valore più alto registrato negli ultimi 62 anni, con nottate definite super tropicali. Il capoluogo siciliano è stato bollino rosso per 28 giornate, il doppio rispetto all'anno precedente. Nell'isola lo scenario di questi giorni è lo stesso ovunque: città che si svuotano a mezzogiorno, acqua sempre in mano, la ricerca di un angolo d'ombra. Anziani e persone fragili escono soltanto nelle ore più fresche, mentre per chi vive in strada il caldo diventa una vera emergenza. I comuni quindi rispondono con assistenza, punti di accoglienza e spazi climatizzati per offrire riparo e aiuto alle persone più vulnerabili. E resta altissima anche la temperatura del mare. Si registrano valori fuori dalla media di stagione vicini ai 30 gradi, con il rischio che l'eccessivo calore a contatto con le prime masse d'aria fredda possa portare alle temute bombe d'acqua. Andiamo a Palermo per la morte della piccola Anna Rosa. L'inchiesta si allarga ai medici. La procura aveva indagato per omicidio colposo i genitori e ieri nel registro degli indagati anche i medici degli ospedali Cervello e dei bambini che hanno avuto in cura la piccola. Oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa. Sentiamo Orazio Longo. Verrà effettuata al Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite il 20 agosto scorso. L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato nei campioni della bambina e del cugino la presenza del Corynebacterium diphtherie e del gene della tossina. Il bimbo ha sviluppato una forma non grave della malattia perché vaccinato. Al momento non risultano altri casi, afferma l'ISS, e sulla questione vaccinazione interviene l'ordine dei medici. Ogni denuncia ha diritto di essere esaminata e sarà
sarà la magistratura ad accertare se vi siano state responsabilità, ma non possiamo ignorare il dato centrale di questa tragedia. La difterite è una malattia prevenibile con la vaccinazione, ha detto Toti Amato, dopo la denuncia presentata dai genitori contro le strutture ospedaliere che hanno avuto in cura la piccola di 4 anni. Intanto sono quasi 10.000 le vaccinazioni eseguite dal 17 agosto ad oggi, il 60% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il 46% di esavalente. Resta nei centri vaccinali con prenotazioni online da novembre, mentre nel weekend open day in diversi centri della città senza prenotazione. Le vaccinazioni sono inevitabilmente in aumento, ma non solo a Palermo, ovviamente in tutta la regione, credo anche fuori dalla regione dei dati che ci arrivano anche da altre realtà. Abbiamo avuto picchi importanti, nella sola giornata di ieri abbiamo avuto 2.000 vaccinazioni complessive nella città di Palermo, quindi c'è un dato che è significativo per la presa di coscienza intanto della popolazione. Certo, è brutto dirlo oggi perché il decesso di una persona, di una bambina in particolare, è sempre una cosa triste. Con l'insediamento della task force regionale e con l'applicazione della circolare dell'assessorato, le famiglie dei bambini non vaccinati saranno contattate direttamente dalle ASP e se continueranno a non mettersi in regola potranno essere segnalate all'autorità giudiziaria. Non più soltanto open day e accessi facilitati, ma le stesse aziende sanitarie potranno cercare chi manca all'appello. A riposto resta ancora un mistero la morte di Noemi Pellizzeri. Ieri ci sono stati i funerali. A Sicilia 24 parla Toni Proietto, l'uomo indagato di omicidio per la morte della donna. Lo abbiamo incontrato a Giarre, dove vive con moglie e figli. Ha sempre detto di non aver avuto nulla a che fare con il suo decesso e sentiamolo al microfono di Desirée Ferlito. Io quella sera lei era venuta a casa mia e io gli ho detto di non venire perché ogni volta che venivo mi creava dei disagi a casa e non poteva stare, mi creava problemi la sua presenza. A parlare l'uomo che frequentava Noemi, sposato e con figli. È la sua ricostruzione adesso a finire sotto la lente degli investigatori. L'uomo, il primo a trovare il corpo senza vita della giovane, non avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi. Lei non ha pensato che potesse essere ancora viva? Tra la conversazione che c'è stata un giorno prima, fra il colore dei suoi piedi, le sue cose, ho capito che già non c'era niente per salvare Noemi, non c'era poco da fare. Oggi l'unico indagato di questa vicenda rompe il silenzio, racconta che Noemi gli avrebbe manifestato intenzioni suicide già nella notte precedente. Che parole ha usato esattamente, se lo ricorda? La parola che mi ha detto la corda l'ho trovata e mi ha chiuso, l'ha richiamato io indietro, gli ho detto ma finisce di dire queste cose e mi ha chiuso la chiamata. Ora fammi chiudere subito che devo guardare su YouTube come si fa il noto. Una ricostruzione sulla quale gli investigatori cercano adesso riscontri oggettivi. Il cellulare dell'uomo è stato consegnato ai carabinieri. Ma Noemi era invaghita di lei, le posso chiedere questo? Nell'ultimo messaggio mi ha scritto che mi amava. Ma a rendere ancora più fitto il mistero c'è quella casa di via Circunvalazione. Gli investigatori dovranno ricostruire esattamente chi è entrato e chi è uscito da questo edificio quella notte e soprattutto capire quando è divampato l'incendio rispetto alla morte di Noemi. Intanto nell'abitazione sono state trovate tracce di solvente che potrebbero confermare l'origine dolosa. Come l'incendio, che spiegazione si è dato? Questa è una delle spiegazioni che io non so darmi. A me, a parte le immagini delle telecamere, allora la conversazione fra noi e l'autopsia mi scagionerà da tutto. Intanto l'autopsia apre un altro fronte. La famiglia non ha mai creduto al suicidio dopo la perizia del proprio medico legale che escluderebbe la morte per impiccagione. Adesso andiamo a Marsala, nel Trapanese, dove pensate nel cimitero sono state trovate ossa umane dentro un bidone della spazzatura. È stata aperta così un'inchiesta. Laura Spanò. Una vicenda che ha dell'incredibile, quella di cui è stato testimone un cittadino recatosi al cimitero di Marsala per portare dei fiori ai propri cari. Gettati senza rispetto sul fondo di un bidone della spazzatura ha trovato resti umani, un teschio, ossa e altri frammenti. Un gesto di inciviltà unico. Il cittadino, dopo aver fotografato lo scempio, ha subito denunciato la vicenda. Il sindaco Andreana Patti, ricevuta la segnalazione, ha presentato denuncia alla procura che ha aperto un fascicolo e sul posto ha inviato i carabinieri
carabinieri che però non hanno trovato nulla, qualche manina aveva già tolto il bidone. Ora bisogna capire se possa essere collegato alle operazioni di estumulazione in corso al cimitero di Marsala. In ogni caso si tratta di un fatto gravissimo, ci sono indagini in corso, alcune persone sono state convocate dalle forze dell'ordine come persone informate sui fatti. L'immagine potrebbe configurare l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 410 del Codice Penale relativo al vilipendio di cadavere o di resti mortali. Spetterà agli organi competenti accertare eventuali responsabilità. Aperta intanto anche un'indagine interna da parte dell'amministrazione comunale. Ci spostiamo a Messina, al crollo del palazzo di Pistunina, il sopralluogo dei periti della Procura, intanto nei laboratori dei Carabinieri del RIS, gli esami sui resti ossei recuperati tra le macerie per capire se appartengono ai 2 dispersi. Ilaria Mangano. A quasi un mese dal crollo di Pistunina nella zona sud di Messina, l'inchiesta entra nella fase degli accertamenti tecnici destinati a chiarire le cause della tragedia. Oggi il primo sopralluogo dei 3 periti nominati dalla Procura di Messina che dovranno verificare la stabilità dell'edificio e soprattutto capire se i lavori di ristrutturazione in corso abbiano avuto un ruolo nel cedimento. L'ipotesi investigativa è che almeno 2 pilastri portanti possano essere stati manomessi, un'ipotesi che dovrà essere verificata attraverso l'analisi della struttura e dei materiali. Gli accertamenti dovranno chiarire anche le modalità con cui venivano eseguiti i lavori al piano terra, un cantiere che, secondo quanto ricostruito finora, non sarebbe stato comunicato agli enti competenti. Ma c'è anche un altro fronte particolarmente delicato. Nei laboratori dei Carabinieri del RIS sono iniziati gli accertamenti biologici su 4 reperti recuperati dopo il crollo. 3 sono stati trovati direttamente sotto le macerie, il 4º nel parcheggio dello stadio San Filippo, dove sono stati trasferiti i detriti. Dai reperti verrà estratto il DNA. Il confronto con quello dei familiari servirà a stabilire se i frammenti appartengono ai 2 dispersi Santino Magazzù e al cingalese Lairu, ma gli investigatori non escludono che possano appartenere ad altre persone presenti nell'edificio al momento del crollo. Ed è proprio per questo che proseguono le verifiche sulla presenza di eventuali lavoratori irregolari nel cantiere. Sono 3 intanto gli indagati, gli imprenditori Pasquale D'Alia, Alessandro Panarello e l'ingegnere Pietro Leone. Per loro le accuse sono di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche. E il 4 settembre è previsto un altro passaggio dell'inchiesta, l'esame dei telefoni sequestrati ai 3 indagati. Messaggi e comunicazione potrebbero fornire ulteriori elementi per ricostruire che cosa è accaduto prima e dopo il crollo costato la vita a 6 persone. Adesso a Trapani, dove va avanti la protesta dei cittadini di molte zone della città che da 5 mesi devono fare i conti con l'acqua inquinata e con le spese per l'approvvigionamento attraverso autobotti private. Prosegue intanto la raccolta anche di firme per una diffida nei confronti del comune. Laura Spanò. Non si ferma la protesta di centinaia di trapanesi alle prese da mesi con l'inquinamento dell'acqua che interessa diverse zone della città. Da alcuni giorni è iniziata una raccolta di firme che sarà presentata al Comune di Trapani, che da quel momento avrà a disposizione 7 giorni di tempo per rispondere ai cittadini indignati. A promuovere la raccolta di firme il comitato spontaneo L'acqua è un diritto di tutti. La vicenda si protrae dallo scorso 12 marzo, quando il Comune di Trapani ha disposto un primo divieto di utilizzo dell'acqua, poi il 24 luglio la nuova ordinanza arrivata dopo ulteriori episodi di contaminazione. Il problema riguarda più aree della città, anche distanti tra loro. È proprio questa distribuzione a rendere ancora difficile risalire a una causa unica. I firmatari chiedono nuovi campionamenti alle utenze interessate, sapere l'origine dell'inquinamento e l'estensione del fenomeno. Un capitolo distinto della diffida riguarda l'approvvigionamento alternativo che, secondo i promotori della raccolta firme, le autobotti comunali non riuscirebbero a rispondere alle necessità dei cittadini con tempi di attesa, dicono, che in alcuni casi arrivano a 10 giorni. Dopo 5 mesi ora si parla finalmente di incrementare il numero di autobotti per distribuire acqua, che nel frattempo i cittadini però hanno acquistato quasi tutta a proprie spese. Una breve pausa e poi uno storico patteggiamento negli USA di Meta.
Storico patteggiamento negli Stati Uniti di Meta, società di Mark Zuckerberg, accusata di aver creato Facebook e Instagram per creare dipendenza negli adolescenti. L'intesa prevede il pagamento di una multa e dei limiti all'accesso dei social per i minorenni. Angelo Gagliano. Account dei minori tra i 13 e i 17 anni bloccati da mezzanotte alle 6 del mattino e notifiche disattivate dalle 22 alle 7 e di giorno anche durante l'orario scolastico. Sono alcune delle modifiche che Meta dovrà apportare ai propri social, Facebook e Instagram, dopo l'accordo nel processo per dipendenza da social celebrato negli Stati Uniti. Per la prima volta un tribunale ha riconosciuto la loro pericolosità sui minori. È indicativo infatti il fatto che all'interno del patteggiamento vengano riconosciute da parte di Zuckerberg alcuni cambiamenti che la piattaforma riceverà, per esempio il controllo dei like, l'educazione ai mezzi di comunicazione digitali soprattutto, che può aiutare i minori ma anche noi adulti a stare online. Accordo storico, abbiamo detto, che potrebbe aprire la strada ad una rivoluzione nel mondo dei social. Ovviamente anche qui da noi possano essere replicati processi di questo tipo anche che vengano dal basso, soltanto nella misura in cui vi è una maggiore consapevolezza dell'uso dei mezzi di comunicazione digitali. In base all'accordo, l'azienda di Zuckerberg verserà all'inizio circa 12 miliardi di dollari, che potrebbero arrivare fino a 17, qualora anche le società rivali Snap, TikTok, YouTube dovessero accettare a loro volta sanzioni pecuniarie e acconsentire di apporre modifiche ai loro prodotti. Per gli spettacoli il tour in bici di Giovanotti fa tappa a Palermo, infatti domani e domenica ci sarà il concertone all'Ippodromo. Sentiamo Marco Gullà. Questa notte fantastica. Giovanotti da ieri è a Palermo, dove sabato e domenica sarà protagonista del Giova Summer Party all'Ippodromo. Il cantautore, come di consueto durante la tournée, ha raggiunto il capoluogo siciliano in bicicletta nell'ambito del suo Giova Giro, il viaggio su due ruote che accompagna le tappe del tour. È una cosa fantastica, io mi fermerei ovunque. Stiamo tornando, siamo arrivati. In vista dell'afflusso di migliaia di spettatori, il Comune di Palermo ha disposto un piano straordinario per la viabilità, con chiusura al traffico, divieti di sosta e aree riservate ai pullman, mentre Trenitalia ha previsto 7 treni notturni aggiuntivi in entrambe le giornate per facilitare il rientro del pubblico. Un evento, quello di Palermo, che porta la firma di Giuseppe Rapisarda Management. L'inizio è previsto per le 16:30, ma i cancelli dell'ippodromo apriranno diverse ore prima. Una breve pausa alla pagina dello sport con il calcio. Il centrocampista Fabrizio Caligara è ad un passo dal Catania, invece è stato anche presentato il nuovo allenatore del Palermo, Perin. Il centrocampista Fabrizio Caligara è ad un passo dal Catania, manca soltanto l'ufficialità. Rolfini vicino alla cessione, rossazzurri impegnati sabato sera in Puglia contro il Monopoli. Sergio Colosi. Catania in direzione Puglia per la sfida di sabato contro il Monopoli, trasferta che arriva con il mercato ancora protagonista tra entrate e uscite. Dopo Emanuele Torrasi, che ha firmato sino al 2028, è praticamente rossazzurro un altro centrocampista, Fabrizio Caligara, 26 anni, cresciuto nella Juventus e di proprietà del Sassuolo, con tanta esperienza in Serie B tra Pescara, Ascoli, Venezia e lo stesso Sassuolo, 11 presenze anche in A con il Cagliari.
Corrasi e Caligara scelti per rinforzare quel reparto che anche domenica scorsa non ha retto il dinamismo dei giovani dell'Inter. Sul fronte delle uscite Rolfini ormai saluti, Di Tacchio lo sarà a breve, mentre resta più complicata la situazione di Dini. Per Di Gennaro invece si lavora al prolungamento fino al 2028. L'intesa sarebbe già stata raggiunta verbalmente. Con queste operazioni la lista dei 23 sarebbe sostanzialmente completa, rispettando i paletti imposti dalla proprietà e dai regolamenti, ma attenzione alle offerte finali. Contro il Monopoli possibile qualche novità: ballottaggio Donnarumma-Masciangelo per la corsia sinistra e Russo in vantaggio su Leonardi in attacco. Code invece probabilmente non sarà della partita. Il Catania è pronto per la trasferta pugliese, con un occhio al campo e uno inevitabilmente alle ultime mosse di mercato. A Palermo ho presentato il neoportiere Mattia Perin. Ho scelto i rosanero sin da subito, una piazza davvero importante, dice, domenica all'esordio ad Arezzo. Sentiamo il servizio. Bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e rimettersi in gioco. Secondo me questa opportunità appunto che mi è stata data dal City Group, dal Palermo, era un'opportunità troppo importante per me. Poche parole ma sufficienti per raccontare la decisione di Mattia Perin, che dopo il primo abbraccio di ieri con i tifosi rosanero si è presentato oggi in conferenza stampa per raccontare le sue prime emozioni da nuovo portiere del Palermo. Perin esordirà domenica alle 19 ad Arezzo e non vede l'ora di poter dare il suo contributo al Palermo. Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò per dove si stava creando una possibilità di venire qui. Appena lui me l'ha detto, io ho detto sì, andiamo, ma non mi aveva detto nient'altro. Mi aveva detto solamente: Mattia, guarda, c'è questa possibilità, si sta aprendo questa possibilità di poter andare a Palermo, tu cosa ne pensi? Io ho detto sì, andiamo. Non sapevo ancora niente di numeri, di cose, se si poteva fare, se non si poteva fare. Ho dato subito la mia disponibilità. Perché? Perché c'è un progetto importante, perché Palermo è una piazza con tanto calore ed è quello di cui ho bisogno, c'è un entusiasmo pazzesco e tutte queste componenti messe insieme mi hanno fatto scegliere fin dal primo momento Palermo. Dopo Brunori all'Ascoli, il direttore sportivo Carlo Osti cerca anche di cedere Blen e uno tra Gyasi e Ledo Aron. Le ultime ore di mercato potrebbero regalare ancora sussulti. Il Palermo starebbe cercando un vice Poyampalo e non sono esclusi ulteriori colpi di scena. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.